La Presidente Meloni qualche giorno fa ha promesso agli italiani che il 2% del PIL nazionale sarà speso per appunto le spese militari. L'Italia ha sempre confermato gli impegni, lo ha fatto in passato, lo fa nel presente, no? Qualche ora fa arriva la notizia che il governo Meloni ha stanziato 7 miliardi di euro per l'acquisto di nuovi 24 cacciabombardieri. Questo fa capire il clima di tensione in primis che stiamo respirando a livello globale, in secundis anche la sottomissione delle promesse che dobbiamo mantenere con la NATO, perché evidentemente è molto più importante spendere in ambito militare miliardi e miliardi di euro piuttosto che investire in scuole, in sanità e in tempi di autonomia differenziata. Penso che questi soldi potrebbero anche essere risparmiati e messi da parte per una comunità certamente più florida rispetto a una mentalità militare come quella che ci sta preparando il governo Meloni. Quando si aderisce a qualsiasi cosa si aderisca, se si prendono degli impegni, bisogna essere seri nel mantenimento di quegli impegni. Ma in generale penso che sia ancora più importante oggi e che sia soprattutto una cosa che serva a noi. Intanto la leva militare obbligatoria torna nel dibattito europeo giusto il mese scorso e in Italia cominciano di nuovo a reclutare nuove forze. Insomma, cari concittadini, prepariamoci alla guerra, più guerra, meno cultura e sanità.